comprato questo servizio da 14 pezzi. E ci sono le padelle, wok che non ce l'avevo, un tegame e le casseruole più fonde per la pasta. E niente, è l'Agostina Ingenio Essential, quindi sono queste. Le ho appena lavate. Adesso butto la scatola, che questa non mi serve più, ma era per farvi vedere che batteria di pentole era, insomma, come era fatta la scatola, eccetera. Questa la trovate su Amazon e non mi ricordo quanto le ho pagate. Sono andata a controllare e l'ho pagato 129,90 €. Questo set di pendole. E questa mi è nuova. Questa mi è nuova. Cosa fanno insieme quei due? Ma Pepe, Pippo è venuto là con te. Vuole stare al caldo con te appiccicato. Ha freddo allora, sai. Se è venuto qua con te, vuol dire che ha freddo. Che ruffiano che sei. Eh? Oh, io vado via. Eh? Bobby. Ciao. Bello. E tu chi sei? Chi sei? Pepe, bravo. Andiamo. Cioè andiamo, vado io. No, vado da sola. Allora, non so da quanti giorni non registro. Che ora è? Ah, sono le 3:30. Sì, una mezz'oretta che sono arrivata. Ciao, salutiamo Pepe. Ehi, Butch. Guarda che bello. Ho comprato un regalino ai gatti. Bello, bello. Ho comprato questa palla, la vedete già sporca, piena di peli, perché ci hanno giocato prima e Pepe è diventato matto per questa roba. È una palla che si muove da sola ed era da molto tempo che vedevo questa pubblicità sui social. È questa qui praticamente, è in silicone esternamente, quindi si attaccano benissimo i peli dei gatti. Cosa vuoi dalla mia vita? Cosa? Pepe, cosa c'è? Non è ancora ora, avete già mangiato. Modalità lavanderia. Chiudo la finestra qua in camera perché non fa proprio caldo. Oggi è una domenica triste, grigia. C'è tantissima gente che se ne sta tornando a casa e come al solito c'è già traffico sulla statale. Cioè, vabbè, già di mattina. Pepe, stai facendo cosa impugnetta? Chi un po' pazzo? Pupù. Pepe, c'hai il pelo invernale. Sì. Bubù. Ehi, Bubù. Ehi, dove vai? Ruffiano. Chi è? Sei ruffiano. Allora, Pepe ha guardato fino adesso Bambi. Pepe, guarda che fuori c'è la neve. Vuoi andare fuori? Aspetta un attimo. Adesso arrivi. Vai a vedere la neve. Vai. No, Vai a vedere. No? Bufera di neve. No, l'uccellino. No, l'uccellino non puoi prenderlo. Torna dentro. Dai, vieni. Cacciatore inside, Pepe. Questa sera c'è l'amico Bue Grasso. Gli ho già dato da mangiare, ma è ancora qui.
Amore, cosa dici? Cosa dici? Vuoi ancora un po' di pappa? Adesso te ne do ancora un po'. Guarda che c'è freddo, vai a dormire da qualche parte. Adesso vado a vedere di là se c'è ancora Bue Grasso, il gatto. È la seconda sera che arriva. Ah, ma forse ve l'avevo fatto... O la terza sera che arriva. Ve l'avevo fatto vedere forse, non mi ricordo. No. Ci sono però le impronte. È andato via di là. Eccolo là. Ciao, patato. Dove vai? Non puoi venire in casa, amore mio. Oh, mamma, che dolcezza. Vuole venire in casa. Dolcezza. Vieni. Vieni. Ma dove vai nella neve alta, tonto? Vieni. Dai. Vieni. Mi soffia sempre, però vorrebbe avvicinarsi. Vieni. Ecco. E adesso dove vai? Eccolo qua, mio patato. Ciao. Come stai? Ciao. Dimmi. Sei un bel gattone. Tu ti chiami Bue Grasso. Sei il mio piccolo Bue Grasso. Cosa dici? Sei un Bue Grasso, amore. Non puoi entrare in casa, amore mio. La ciotola è vuota, hai mangiato tutto? Non puoi entrare in casa. Pepe ha il terrore di te. Vuoi entrare? Patato. Oggi è un bel gatto. Oggi è un bel gatto sei. Oggi è bello, sì. Sei un Bue Grasso. Quando torno a casa dal lavoro questa è la situazione. Giochino lì, i tappeti sono a posto? No, appunto. La biancheria per terra era sulla sedia e la cuccia era sul divano. Esatto. Cosa hai fatto? Niente. Ciao Pippo. Cioè, siete dei casinisti, la roba era pulita. Cioè, è ancora pulita, ma insomma. C'è pelo vostro. Vuoi uscire un attimo? Guarda che fuori non fa caldissimo. Vai. Almeno c'è il sole che sta tramontando. Sta tramontando alle 2:15. Questi sono i nuovi bidoni delle immondizie per il prossimo anno. Cambia il sistema di raccolta e cambiano anche i bidoni. Questi sono quelli nuovi. Poi c'è anche quello del secco nuovo da 120 litri. E in realtà ci sono anche quelli grandi, c'è per tutti e due, sia per carta che vetro, plastica e lattine. Però Franz ha preso questi e alla fine, vabbè, ho detto ok, dai, teniamo questi, non vado neanche a cambiare. Se vedo che questi non bastano farò il cambio, insomma. Curiosi. E Pippo è un po' che non esce, perché lui col freddo non esce. Pepe sì, ma lui no. Non salire su, che sono bidoni. Cadi. No. Dai. Pepe, sei un po' agitato. Allora, è un po' tardi, perché sono appunto le 2:15 e io... Mamma, che sporco che hanno fatto. Ma io vi giuro che era pulita la casa. I gatti sporcano tantissimo. Tantissimo. Perché ah, ecco il topolino. Ha giocato col topolino. Questo è stato Pipo. Perché quello è il suo topolino. Questo qui. C'è pelo perfino in tavola. Sono degli angioletti. Loro non fanno casino. E invece sì, tanto anche. Amico Fritz è sempre qua, Ciao. Lui mi vuole tanto bene. Vero? Adesso arrivo. Ti do 2 croccantini, poi ti do anche la pappa. Non soffiare, dopo ti do anche la pappa morbida. Dai. Smettila di soffiare. Smettila. Ma io ti do da mangiare, Inutile che mi soffi. Dai, mangia.
Che pirla che sei. Mangia quelli intanto, dopo ti do quella buona. Beh, adesso io devo uscire, eh. Mangia! Sono arrivata a casa da pochissimo. Da pochissimo, sono le 3:30. Ok? Perché oggi praticamente ci hanno dato no, il cesto natalizio, come si chiama? Insomma, c'è una scatola, adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. Ci hanno dato il regalino per Natale, diciamo, ecco, il regalino aziendale. E adesso vi faccio vedere. Pepe controllore, come al solito, c'è un disastro qua. C'è pelo ovunque, c'è la via, guardate i tappeti. E lì c'è il giochino loro. Ci hanno fatto un casino, devo ancora pulire chiaramente. Comunque, questa è la scatola, bellina, fiocchetto così. Pepe, non sono per giocare. Dai, giù, lascia stare sti cordoni per piacere. Questo è il contenuto. Allora, c'è una birra, eccola qui, birra Dolomiti di Pedavena, sì, chiaramente. Poi ci sono i biscotti Ghedina, questi devono essere buonissimi. Pepe, il cordone non è per te, no. Poi c'è una confezione di salamini affumicati, scadenza 9 maggio 2023, e sono precisamente questi. C'è un formaggio, questo è, vediamo, Cooperativa Gordino, latteria di Vallata, formaggio Toccol o Toccol, non lo so. Qui c'è questo, melanzane in agrodolce, dell'orto a Gordino, ok? Poi qua c'è un piccolo panettoncino, panificio alimentari Orzetti, arriva a Monte Agordino anche questo, e poi ci sono i grissini, questi qua di Ghedina, eccoli qua, che qua si trovano praticamente in tutti i negozi. Il cartoncino, il foglietto con scritto buone feste. Gentilissimi, desideriamo essere vicini a voi e alle vostre famiglie, augurandovi di poter trascorrere le feste in serenità e armonia con le persone più care. Quest'anno abbiamo scelto come doni prodotti locali realizzati da aziende, cooperative e latterie del nostro territorio bellunese, un piccolo gesto che vogliamo condividere con voi per sostenere l'agricoltura e le produzioni delle nostre montagne. Confidiamo che il 2023 porti a tutti opportunità e speranze, aprendo la strada verso nuovi traguardi per un futuro sereno e di pace. A tutti voi auguriamo buone feste, il presidente, il direttore, eccetera. Quindi questo è il regalino dell'azienda. Adesso metto via questa cosa e pulisco casa prima di accendere il fuoco. Qui ho tutta roba da piegare, ma stamattina non avevo tempo e quindi l'avevo dovuta lasciare qua. Basta, sistemo sta roba, perché sennò Pepe si mangia i cordoni della scatola, e io vi saluto e boh, ci rivedremo, ciao. Alfa. C'è l'alberello, Petunia. È tardi, ma ho creato una nuova postazione l'altro giorno. Ieri era? Ieri? Una nuova postazione, ovvero stessa sedia di sempre, ma ho messo il cuscino che non utilizzavo e ci ho messo questa federa perché tanto non ho più il completo del lenzuola, quindi ho messo questa federa. E ieri tutto il giorno praticamente Pepe ha dormito su questa sedia. Oggi invece è il turno di Pipo e piace tantissimo perché ha praticamente i bordi e quindi stanno comodi, stanno proprio come si dice, accoccolati dentro questo cuscino, anche se dietro rimangono un po' scomodi, ma insomma. A Pippo a quanto pare piace parecchio, visto come si è svaccato. Pepe invece è qua stretto stretto nella scatolina. Adesso vado a dormire perché è decisamente tardi e niente, ci risentiamo. Ciao ciao, che schifo di muro, mamma mia. Lo dico ogni anno, riusciremo ad imbiancare? Chi lo sa?